Nel periodo clou dell'anno per la malpratica dell'abbandono dei cani, il territorio bellunese rappresenta l'altra faccia della medaglia. In provincia il fenomeno dell'abbandono è esiguo e i pochi casi registrati sono da ascrivere a situazioni di disagio sociale. Negli ultimi anni ci siamo attestati, per quanto riguarda i cani, su circa 200 cani recuperati in tutta la provincia in un anno e di questi almeno 160-170 hanno un microchip. Nel giorno di Ferragosto aveva destato sconcerto la notizia del ritrovamento di un cane sotto il ponte di Vas. In meno di 24 ore la storia ha avuto un lieto fine e il proprietario si è potuto ricongiungere al suo fedele amico. Il cane era dotato di microchip come la stragrande maggioranza di quelli che vengono recuperati dal servizio veterinario. Ogni anno nel Bellunese sono una trentina i cani senza identificazione affidati al canile o al rifugio della PACA. Diversa la situazione per i gatti. Nel caso invece dei gatti si viene a creare il fenomeno dell'abbandono sempre meno rispetto ad anni fa, quando ci sono cucciolate numerose e persone che non hanno la minima idea, ecco, di come gestirle. Fondamentale l'opera dei volontari che assieme al canile veterinario promuovono l'adozione di cani e gatti abbandonati. L'iter da seguire è semplice, l'importante è avere pazienza. Le associazioni volontarie possono venire incontro spesso anche a determinate esigenze di particolari tipi di animali, però non focalizziamoci proprio sul cagnetto di razza visto in televisione, visto nella pubblicità, e soprattutto un po' di pazienza e si trova l'animale giusto.